prima di fare alleanze politiche bisogna fare alleanze sociali. Siamo impegnati nell'opposizione, un'opposizione che sarà dura, intransigente, a difesa del nostro territorio, e siamo impegnati anche per il congresso. L'obiettivo ora è di fare in modo che si stringano i tempi perché la necessaria discussione sull'identità si accompagni presto all'individuazione di una leadership forte, autorevole. Anticipare la data del congresso, la richiesta che arriva dal Veneto è sostenuta dalle centinaia di firme raccolte in 2 giorni dall'europarlamentare Alessandra Moretti. I tempi in politica sono fondamentali. Oggi è il tempo di fare presto, di dare risposte e risvegliare anche il nostro orgoglio. La data potrebbe essere il 15 di gennaio. Ma guardi, il 15 gennaio, fine gennaio, io non voglio ovviamente fare il mestiere che competerà poi all'assemblea e alla direzione. Io credo però che sia giusto mobilitare anche i nostri circoli, i nostri militanti, i nostri iscritti. L'appello che noi abbiamo lanciato su change.org ha già raggiunto in soli 2 giorni oltre 600 sottoscrizioni. Vuol dire che la nostra gente vuole lanciare un messaggio chiaro alla dirigenza. Non ci vogliono corse solitarie di questo o quel leader, non è una scelta solo fra nomi, non è una conta, è un congresso di un partito che comunque è il secondo partito d'Italia, è il primo partito dell'opposizione. E quindi i tempi verranno decisi nei prossimi giorni, sicuramente saranno più brevi rispetto al 12 marzo, che era la data che era stata inizialmente fissata.